Dopo il comune di Cattolica e Laclea arrivano anche buone notizie per quello di Bivona in merito al dissesto idrogeologico. Partono infatti così i lavori su strada per Palazzo Adriano. Del completamento e della messa in sicurezza della strada che collega Bivona nell'Agrigentino con il comune di Palazzo Adriano si occuperà il Consorzio Stabile Santa Chiara società cooperativa e quanto risulta dalle procedure di aggiudicazione definite dall'ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato da Nello Musumeci, presidente della regione e diretto da Maurizio Croce. La notizia è tra quelle più attese del comprensorio che abbraccia le due province di Agrigento e Palermo, con un intervento di vera e propria riqualificazione del sistema viario intercomunale. Il consorzio, che si è aggiudicato l'opera in ragione di un ribasso pari al 26% per un importo di poco superiore al 1.260.000 euro, effettuerà la manutenzione straordinaria e la sistemazione dell'importante arteria. Si chiude così una vicenda nata da oltre 30 anni e che ha vissuto i ritardi e le lentezze delle più comuni pratiche burocratiche, pesanti disagi in questi decenni per un'utenza del tracciato che è molto numerosa perché si trova in un punto nevralgico, in un'area con varie attività produttive legate alla zootecnia, all'artigianato e all'agricoltura, che ha dovuto fare i conti anche con fossi sulla carreggiata, avvallamenti, profonde lesioni sul manto stradale, che le stagioni invernali rendevano ancora più insidiose. Il progetto prevede che nei 5 km circa su cui si interverrà, la lunghezza complessiva è poco più di 9 km, saranno eseguiti i lavori di adeguamento alle più recenti soluzioni in materia di infrastrutture viarie di montagna, tra queste la regolarizzazione planometrica e la risagomatura di alcune sezioni stradali. Si procederà quindi con il rifacimento della sovrastruttura stradale e con la realizzazione degli argini in terra, in ultima analisi la sistemazione della rete di drenaggio. In merito abbiamo sentito il sindaco Mirko Cinà. Sì, il rifacimento di questa strada che la comunità di Bivona, la comunità di Palazzo Adriano, ma anche i comuni limitrofi aspettano da tantissimi anni, è motivo di grande soddisfazione. È stata affidata la gara d'appalto e i lavori partiranno a settembre. Per noi rappresenta un'arteria importante sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista anche commerciale. Si ritrovano, ripeto, due comunità, quella di Bivona e quella di Palazzo Adriano, dopo tantissimi anni. Il finanziamento era un finanziamento con i fondi del Patto per il Sud, prima per 1,5 milioni e poi c'è stata un'integrazione grazie al presidente Musumeci di un altro 1 milione di euro. Quindi si procederà immediatamente a renderla transitabile nei tempi dettati dalla gara d'appalto, e quindi penso che entro un anno si potrà usufruire di questa strada così importante e così bella anche dal punto di vista anche paesaggistico.